sono convinto che quello che non condiziona la missione è dove è nato il missionario e da quale nazione viene. Questo non entra per me. Alla fine, per un salesiano, tutto si gioca nel fascino per il Signore Gesù. Questo significa essere missionario. Va bene, partiamo. E qui veniamo alla seconda parola, l'identità. Per esempio, io vengo dall'Indonesia e sono missionario in Malesia. Non c'entra dove nasci, non devi essere per forza di un paese cosiddetto ricco per essere missionario. Sì, la parola identità, che significa identità missionera, identità carismatica come salesiano di Don Bosco missionario. È molto importante l'identità. Di fatto il genericismo non serve a niente. Il primo punto di partenza è siamo e ci sentiamo consacrati da Dio, parlo di noi salesiani di Don Bosco, non parlo adesso dei laici che possono fare anche una vita missionaria, però noi siamo consacrati da Dio per una vita che vuole donarsi a partire di questa consacrazione, dove noi non dimentichiamo che siamo salesiani di Don Bosco e che cerchiamo il vivere con una fedeltà, vivere anche di un modo semplice, però allo stesso tempo con una capacità di testimoniare con la vita e anche con le parole al Signore Gesù. Dirò, se è possibile, quasi come profezia, di modo profetico. Allo stesso tempo dire identità di un missionario significa questo e invece non significa dove sei nato, qual è il colore della tua pelle, quale lingua è stata la tua lingua materna. Questo oggi è ricco sempre per la persona, però non ha niente da vedere né oggi né anche con i primi missionari. Posso pensare per esempio in San Francesco Saverio, nell'India, nell'Asia. Vuol dire oggi il salesiano di Don Bosco missionario porta l'identità nel cuore e questa identità gli fa essere pronto per arrivare lì dove è stato chiamato, per condividere la vita e in questa condivisione per offrire quello che nella povertà personale lui ha, che tutti noi abbiamo. Non è il maestro che va a insegnare a quelli che non sanno e questo modo di pensare non ha niente da vedere con la visione ecclesiologica e della missionarietà d'oggi. In questo senso viviamo un momento prezioso e bellissimo nella congregazione. Prima sono stati quelli santi e bravissimi missionari salesiani, i primi italiani, spagnoli, anche quelli della Germania, del Belgio, dell'Olanda. Una storia bellissima di missionarietà dappertutto nel mondo. Oggi sono tanti i nostri confratelli che vengono dell'Asia, che vengono dell'Africa e che vengono giustamente a condividere la vita
salesiana e il carisma con noi anche e dappertutto, anche qui in Europa, Abbiamo bisogno di missionari qui, parola che a tanti non piace. La risposta è sì, perché abbiamo bisogno di condivisione della fede, condivisione del carisma, e quello che non ha niente da vedere con l'identità missionaria è il colore della pelle o la lingua o la nazione di nascita. È molto più profondo.